Benvenuti alla Piazza 7. Oggi il tema è la sanità, nello specifico parleremo dell'azienda ospedaliera di Padova. Vediamo il servizio. Padova trincea Covid. Dal punto di vista umano e personale, cosa ha rappresentato per lei questa emergenza? Quello che mi ha dato è la dimostrazione che questo è un ospedale che ha saputo adattarsi a questa emergenza in maniera strepitosa. Non si va né con un certificato né con un decreto ad assistere i malati, si va con i mezzi di protezione individuale e si va con la prudenza e l'attenzione che devi avere quando fai assistenza a un malato. Ecco, noi sulle persone che hanno assistito malati abbiamo un numero bassissimo di contagi e questa è una testimonianza di grande professionalità del nostro personale. La Regione boccia la sanità padovana. Cosa pensa di questa valutazione e ritiene che c'è dell'intenzionalità nel far uscire questa pagella proprio in questo momento? L'ospedale di Padova non è né influenzato né influenzabile da una valutazione di chi che sia, perché è un ospedale che ha i numeri che parlano chiaro. Io ho affermato che mi auguro si tratti di un errore. Ho anche detto che se non è così ed è un messaggio indirizzato a me, lo vedo quasi come una ritorsione che ritengo sbagliata, perché non c'è bisogno. A mente fredda non mi sento io il bersaglio. Se è il modello di valutazione che porta a questi risultati, io credo che il modello di valutazione abbia qualche problema. Antenore. Più energia per il futuro. Ma di questa pagella cosa ne pensa la gente? Quante cose sono andate bene nella giornata qua? Una è andata male, io risalto quella che è andata male. Quindi sono attacchi grandi, io perché sei in fase di direzione, se nessuno fa niente per niente. C'è stato un iperafflusso, ma per forza noi avevamo centinaia di casi, perché ovviamente hanno rapportato a piccoli ospedali, è normale che si è concentrato tutto qua a Padova, ma qualsiasi cosa si concentra qua a Padova, perché c'è un'altissima specialità. Quando sono partito agli altri non va bene, sì. quando sull'altro agli altri lo porto non va bene. Sì. Come paziente ha sempre dato prova di grandi eccellenze, poi tutto è migliorabile, bisognerebbe capire il parametro e il perimetro dell'analisi, ecco. Cosa le fa pensare il fatto che lei passerà alla storia per essere il direttore generale dell'ospedale di Padova che ha gestito la più grande pandemia del secolo? Se dovessi ricordare una cosa della mia carriera di lavoro, non può che essere la soddisfazione dell'aver avuto un ospedale che si è rivelato un ospedale straordinario. Le capacità a volte non sono neanche completamente apprezzate o misurabili, perché sono emerse di fronte a una situazione del tutto inattesa e del tutto incredibile, e l'ospedale ha fatto fronte quasi come se ci fosse abituato. Allora è tutto dalla Piazza 7, vi ricordo come sempre la nostra mail di riferimento a cui scriverci le vostre opinioni, le vostre storie, in cui raccontarci le argomentazioni che desiderate vedere all'interno dei nostri servizi. Redazione web @giveemotion.it. Io sono Andrea Cornacchia, come sempre vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.